Non ci credo! E ciao, benvenuti sul canale, siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, andrò a comprare tantissime mystery box e ovviamente poi le scarteremo insieme per conoscere il contenuto. Prima di tutto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto supportatemi con un bel commento qui sotto, perché vi leggo tutti quanti e vi lascio un bel cuore rosso. Un video del genere l'avrete già visto sul canale, ovvero quello dei pacchi smarriti in compagnia di Fius e Sciale. Quest'oggi non si tratta puramente di pacchi smarriti, ma si tratta di mystery box di Affari in Stock, che è l'azienda appunto che sta promuovendo questa iniziativa, questa attività all'interno del centro commerciale Campania. Io oggi ci andrò in dolce compagnia e scopriamo insomma quello che c'è dentro. Spengo una bella cosa di solito, quindi mi aspetto che comunque ne verrò ripagato in qualche modo. Signori, siamo arrivati al Campania. Sono arrivato, ma hanno appiso tutto quanto, sono rimasto solo io oggi. Ragazzi, siamo arrivati nel posto, ecco qui, Affari in Stock. Già c'è un bel po' di gente in fila e mettiamoci pure noi in fila e prendiamo i nostri pacchi. Speriamo che non sono troppo pack, che ci metti in dei pack. Se trovate pacchi aperti vi chiedo la gentilezza di darli a me o di consegnarli in cassa. Se trovate un pacco aperto con all'interno il buono dorato, il buono non vale perché il pacco era aperto. Tutto chiaro? Vai. Bene, siamo dentro, signori. A few moments later. Signori, acquisti fatti, ecco le nostre mystery box. Ma no, speriamo. Ne ho prese 10 al costo di 49,99. Gli altri costi li vedete qui in grafica. Una busta 6,99 €, 3 buste 17,99, 10 buste 49,99 e poi dalla decima busta in poi ogni busta 4,99. Io dentro, come avete visto, non sono riuscito a registrare, mi è dispiaciuto, però fondamentalmente una cosa potevi fare: o mandanevo il telefono o mandanevo carrello e mettevi busta Ind. Sinceramente ho visto molte buste uguali, contenuto delle buste non proprio altissimo, anche se ultimamente su TikTok mi sono uscite molte persone che hanno vinto addirittura iPhone, PlayStation e tanti altri oggetti costosi, elettrodomestici, oggetti di elettronica, tante cose. Quindi sono fatto casato e ho detto vabbè, provo anch'io. Adesso non ci resta che andare a casa e spacchettare insieme a tutti gli altri. Ok, signori, possiamo fare il nostro unboxing, ma non sapete una cosa: all'interno di ogni pacco, se si è fortunati, si può beccare anche il biglietto d'oro. Che cos'è il biglietto d'oro? In pratica, la fabbrica del cioccolato d'oro. bravo Andrea. Sì. Fosforo! Non è vero, perché il biglietto d'oro ti potrà dare accesso al ritiro di una PlayStation 5 oppure di un bel iPhone 16e. Ah! Quindi oltre al, diciamo, al contenuto reale che vedete materialmente, 50 € per 10 pacchi. Speriamo non siano effettivamente di Vabbè, pacchi. alla fine farai un resoconto. Esatto. Vediamo più o meno quanto valgono ogni cosa, Sì. secondo me. Come vogliamo regolarci? Vai. Iniziamo prendo, piano prendo. piano e poi vediamo un po'. Da questo. Per togliere i servono. Tocchiamo ragazzi. Non so cosa potrebbe essere. È una confezione di Sì, plastica. una confezione di quelle cose che vendono che vendono in edicola. Esatto. Quindi cartone e plastica. Esatto, plastica avanti. Allora, per me sono delle batterie. Allora, per me ti dico già subito, sai cos'è? È una macchinina. Può essere qualche gioco. Vediamo un po'. È un gioco, vedi. Lo sapevo! Dai, si mettono in macchina Questi beh, li devi mettere! No, aspetta. Non è finita qua però. È che ne su spazio. Sì, ma quando può valere sta cosa? Allora, questo qua oggettivamente 50, dai, 3 €, dai, 3 €. Sì, ma mi cazzo venga, che su cazzo. Questo 2 € forse. Dai, 5 €, hanno dato 5 5 €. € primo passo. Il primo pacco è 5 €, vai, stato. stiamo tutto per qua. calabacio, secondo me ci serve sta cosa. Sì. Questo, altra confezione di plastica. Vediamo, Che sarà strunzato, guarda. Se c'è il biglietto d'oro, questo lo concentri. Niente biglietto d'oro. Non so cazzo. C'è qualcosa di plastica qua, vedi? Dio, Gommuso. è strano. Gommuso. Sembra tipo un tappeto, un tessuto, un qualcosa. Un Vallo, tappetino. Apri dai! Vai. Mancano solo 45 €. No, Un cappello. cappello. I pappagalli. E della Rosex. Fantastico. Questa era per Pasqua, diciamo. Non ci credo. Poi? Adesso Un cappello. Ma che un cappello che l'avevi fatto uno. No. tappetino. No, Ah, centro la tovaglietta. Grazie, Adesso bravo, la ci servono, no, ma che Vabbè, scala. allora facciamo un calcolo. Allora, questo è un Che euro. calcolo? €. Pure Un euro. €. Dai. Euro 2, €2. Facciamo 3 € tutti. Ma non credo proprio che arriviamo. 8 €. Questo è
La maglietta. Se una polo. Allora, io lo so perché ho preso questa. Io oggi questa cosa è pure esce una maglietta da calcio, fatta bene. Magari, dai, magari. Ci sta. Non mai sapere. Mancano 42 euro. Giù. Polo. Sarà qualche maglietta sicuramente, o qualcosa del genere, perché Siamo no, curiosi. è lo pigiama, ma Veramente, è buono. lo pigiama una magliuta. Me lo puoi regalare. L'ho detto, dai. Ma non ci stanno i biglietti in dono? Niente biglietti d'oro. Che scam! Questo è bello per il pigiama party. Vabbè, la taglia penso sia per bambini. Se le palle lo metti. Giovanni. Quanto potrebbe costare? Dai, 5 euro. Quindi stiamo a 8 e 5? 13. La strada si fa ancora più dura in salita. 13 euro. Questo è buono, Andrea. Ma è tipo sempre confezione tipo quella. È un pochino più pesante. Dobbiamo scoprire! Ma cos'è? Oddio, che cosa sto facendo? Ma è la stessa marca di quell'altra cosa. Questo? Cutting dice. Oh, c'è altra roba. Cos'è? Un cinturino? Tipo un braccialetto. E poi una crema. Ma una crema pure già aperta. Ah, già usata anche. Perché guarda. C'è usato? Non lo so, però è un pacco aperto. Allora, se esce tipo la cosa Scaduta, vediamo. No, è nuovo. Non è tutto nuovo. No, Vediamo se è ragazzi. scaduto. Crema per wall era questa. Non lo so. Parfum Rai. Genuine leather bracelet. Allora, compreresti mai un braccialetto come questo? Dimmi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ah, è di Samelano? Senti. Ah, no, hanno su due creme. Sono cose che tipo si poggiano sul mobile, sti cose. Ah, tipo le candele. Tipo no, candele, però. Bellissimo. Bello, Andò. Perfetto, andò. Te lo vendo, ando 2 euro. Mamma mi sa di pelle, voglio assurdo. Di palla, di pelle. Questo per giochini estremi con la Silviona. Attenzione. Allora, io quando ho preso questo pacco, pensavo fosse un profumo perché l'ho toccato così. Fai così? No, però Ce guarda. ne sono due, no, sono due perché Secondo vedete, me, sono sai divisi. cos'è? Un conduttore già usato e sputato nella bottiglia. No, invece secondo me sono due o candele o creme. L'Oreal. L'Oreal, vero? Ma forse. Aspetta, quant'era? Attenzione. Ecco. Grigolic Brick. Qualcosina vale questo secondo me. Fallo vedere già. Questo se non mi vale qualcosa, io. L'Oreal Paris. Paris, partout. Palla. Secondo allora dai, questo è andato, secondo me è andato meglio delle altre volte. Quello Sì, sì. è una Vediamo cosa. quanto vale. 16 euro. Oh, 16 euro, due ne sono usciti. 16 euro, l'uno. Uno. E quindi 32. 32, calma 32, signori. 15. Non lo so, non te lo 47. No, è aperto già questo. Sì. Quello mi dissero che i pacchi aperti non andavano bene. Aperto mo. No, te lo giuro, non l'ho aperto. Infatti guarda il chiuso se ti perché lo scotch sta. Però l'hanno richiuso loro, io non ci chiuso niente. Io le riporterei indietro. Vabbè, vediamo cosa c'è dentro. Che insomma, mai sapere. Allora, 4 set manicure e tom. Ma sono cose per donne. Assurdo. Poi, Aramology, face cleaning, aloe vera. Allora, Questo anche perché i dai. capelli vanno bene. può essere. Non c'era niente qua dentro, questo quanto vale? Vedono bene con l'Oreal, però, Solo con questo. Tocca qua. Oddio, che cos'è? Il caricatore! Wireless charger! Che caricatore è? È il caricatore che tu metti questo per il telefono in teoria. Signori, vediamo un po' quanto vale. 10 V, 10 watt. Ucces, diciamo. Dai, 2 euro, dai. 2 euro. Carica in un giorno. Garanzia di 2 anni, Giovanni. Non ci credo una cinta! Prende una cinta! Ma che No, non è meglio Guarda che non questo. serve, so che nate. Prende una cinta! Vediamo. Ah, piano, Ah, piano, una cinta, bravo, questo è 100%. Comunque tipo questo 14 euro. Oh, Per fare. Ottimo! È una cinta. È una cinta. sì, una cinta c'è. Lo sai che... Attenzione, Oh, è cinta la Fendi. cinta della Hermes. Lo sai che mi serve? Non ce l'ho. Cinta Hermes. H! Che Cos'è H? Hogan. Fuga, no? Hogan Hermes. Hogan! Non lo so. Hermes. E poi... Hogan! Poi can! Non lo so, voglio Quando che cosa c'è. la cinta della Hermes? Il 5XL. Ma che cos'è? Una maglietta per fare diciamo, Però Dammi! perfetto, questa al contrario. No, è così. Questo Questo che è fai un po' pavrezzi. Questo è proprio il look di Dad, Andrea, questo. Perfetto, dai. Ancora, quanti ne sono ancora? Va, 1, 2. Uno cambio pure lui. Allora, qua c'è un deodorante tipo mi sembra. Rollone. Beh, mi serve. No, Andrea, fammi vedere. Te lo do, Andrea. Cambia d'idea, Giovanni, immediatamente. No, questo pigiama. La pigiama. Sì, sto coso che ti... Da prima di deodorante. Vai, Andrea, vai. No, ma questo è per antiprespirante. Andrea sta testando. Vedi un po'?
Ottimo, quindi lo vendiamo alla modica cifra di... Questo, guarda che questo 4 euro costa. Questo portatile costa almeno 2,53 €. Allora ragazzi, Non lo so più bene. questa qui la vendiamo a 2 euro. Sì, perché c'è la... E abbiamo sia così, c'è skincare. Biglietto d'oro, vieni a me. Vai, Gio. Magari. Guarda, immagini. Tutte stronzate. Kiss. No, Ma cos'è? Oh, Credi? Che gioco è? mini trasformer. Non c'è niente! Vai, Ne basta la vena, Gio. Non c'è fatto. Se ci pensate, comunque ho speso 50 euro, sono rientrato. sì. Molto Pelo, proprio. Ma chi le vende queste? C'è della mamma. Comunque è scaduta nel 2003. Come c'è la vedere? 03. 28 marzo, vai io. Non ci credo! Un'altra cosa c'era. Ah no. Vabbè ragazzi, ci ho provato. Fatemi sapere se vorreste altri video con Patti Smart Video o Mystery Box. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Vabbè. Male, raga. Tutto qui, io